Un trittico irripetibile, o forse no, si è chiuso con il tripudio giovanile da tutto esaurito per i Coldplay, il trisdassi musicale che ha caratterizzato l'estate del Friuli Venezia Giulia, richiamando oltre 120.000 spettatori allo Stadio Friuli di Udine per le diverse ma estremamente uniche performance di Madonna e Bruce Springsteen prima del quartetto inglese che vorrebbe infilarsi sull'inossinabile scia dei Beatles. L'unica tappa italiana dei Coldplay, impegnati soprattutto nel nord Europa con il Viva la Vida Tour, ha richiamato a Udine ben più di 40.000 appassionati, almeno metà dei quali provenienti dall'estero e non solo dai paesi più vicini, testimoniando nel migliore dei modi il successo dell'iniziativa Music and Live promossa dal Turismo FVG, un pacchetto comprensivo di soggiorni in regione più biglietto omaggio che è stato acquistato da 22.000 turisti musicali su un totale di 200.000 che hanno assistito a tutti i concerti dell'estate 2009. Un indotto che, a fronte di un investimento regionale di 300.000 euro, è stimato in 80-100 euro a persona. Basta guardare alle nostre spalle, quasi 50.000 persone per i Coldplay, più di 120.000 biglietti nei 3 concerti straordinari di Madonna e Bruce Springsteen. Quest'estate Udine, il Friuli Venezia Giulia, è stata una delle grandi capitali del rock mondiale, perché basta leggere le date di Bruce Springsteen, di Madonna e Coldplay per capire con chi abbiamo avuto a che fare, con chi ci siamo confrontati, con le più importanti capitali europee. Ma è stato anche un grande evento turistico. Con l'iniziativa Music and Live abbiamo trasformato gli eventi musicali in grandi occasioni di promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. Madonna, Springsteen, Coldplay, 3 numeri 1 che hanno lasciato in Friuli Venezia Giulia 3 impronte ben distinte, con 2 importanti minimi comuni denominatori: l'energia delle loro performance e l'entusiasmo senza confini del pubblico. Per i Coldplay di Chris Martin, sobrio incitatore di fans tra semplici frasi in inglese e rari flash in italiano, la platea era in buona parte composta da adolescenti teneramente scatenati, pronti ad agitare braccia, gambe ed ugole ai ritmi di Life in Technicolor, Clocks Yellow o Lost, ma anche a scambiarsi spontanea fusione negli attimi più romantici del rock melodico, dispensato per quasi 2 ore dalla band, brava a spostarsi per qualche brano dal palco principale ad uno strapuntino a fondo prato, sotto la curva nord. E c'è chi, a proposito di show, ha visto perfino una simulazione di caduta alla Inzaghi offerta a scatola chiusa dai British, sicuramente contenuti in uno spettacolo, ma altrettanto efficaci. E adesso ci si chiede, adesso mentre Ciriani ringrazia con enfasi Azalea Promotion, ma anche tutti, ma proprio tutti quelli che hanno contribuito ad un'organizzazione giudicata impeccabile, il libero pensiero vuole ai top dei top, a quegli 2 che tra un sogno sconsacrato ed una speranza sibillina si vorrebbero in Friuli Venezia Giulia, nella nuova capitale europea del rock, tra il 2010 e il 2011. È evidente che va da sé che il più grande gruppo in questo momento sono gli U2. Ci sono dei problemi naturalmente, tanti problemi di diversa natura per riuscire a portare gli U2 a Udine e Friuli Venezia Giulia. È un sogno che noi rincorriamo, non sarà facile realizzarlo, anzi sarà molto difficile, però non ci arrendiamo prima di aver tentato. Nel frattempo si vive di ricordi recenti, di attimi fuggenti, fissati nella mente di chi c'era, di messaggi turistici positivi trasmessi a tutta quell'Europa che ritornerà tra montagne e mare, tra città ed eventi, sempre e per sempre ospite di gente unica, come la voglia di uscire a testa alta anche dall'attuale crisi economica.